E io penso che siamo solo all'antipasto, visto e considerato che poi c'è anche tutto il tema della gestione del Mose e penso che gestione e manutenzione sia ancora più onerosa di quello che abbiamo speso nel frattempo. Un conto salato, salatissimo. Per i critici Zaia in testa è solo un assaggio di quanto costerà la manutenzione della più grande opera ingegneristica mai realizzata. 10 milioni di euro per rimettere in sesto il cassone del Mose, scoppiato a causa della pressione troppo alta del calcestruzzo. Un incidente emerso, è il caso di dirlo, solo ora che i lavori di ripristino sono iniziati, ma avvenuto un anno fa, proprio nei giorni festosi del posizionamento dell'ultimo grattacielo in cemento alle bocche di porto di Chioggia. Fu proprio allora, mentre le telecamere delle televisioni e i flash dei fotografi immortalavano il passo storico che certificava la chiusura completa delle barriere, che si verificò il danno nel sollevamento del massetto fibro rinforzato esterno con una parziale fuoriuscita del calcestruzzo di riempimento in 2 celle. Un errore tecnico cruciale, un errore da 10 milioni di euro. Preoccupato, stanno riparando, è chiaro che è un errore diciamo, tecnico coperto dalle assicurazioni, quindi questo è, non saranno felici le assicurazioni, ma sono cose che capitano in una grandissima opera. Il Consorzio Venezia Nuova, in una nota, precisa che appena insediata nel dicembre 2014, l'amministrazione straordinaria è intervenuta sulle aziende della cordata di imprese responsabili del lavoro per la valutazione dei danni totalmente a loro carico e l'avvio della soluzione. I tecnici hanno valutato come migliore intervento l'utilizzo di una campana metallica di 22 metri per 13 in grado di mantenere un habitat subacqueo a pressione atmosferica. Proprio in queste settimane sono iniziati i lavori. La campana metallica permette agli operai di lavorare sott'acqua scongiurando una battuta d'arresto che duri troppo a lungo. Ma le polemiche restano anche perché non si tratta del primo incidente avvenuto nei cantieri del Mose. Per Palazzo Balbi resta un'eredità indigesta e non voluta. Noi diciamo già che noi non faremo la nostra parte, nel senso che la Regione si chiama fuori da ogni forma di manutenzione e di gestione di queste infrastrutture. I lavori di ripristino iniziati a giugno termineranno a ottobre, continua il Consorzio Venezia Nuova, che precisa come non comporterà nessun ritardo sul cronoprogramma complessivo per la realizzazione delle dighe mobili del Mose. Meno convinto il Ministro delle Infrastrutture. Sui tempi tecnici vediamo, insomma è inutile fare previsioni.